Autonomia, 1000 giorni sono trascorsi dal referendum del 22 ottobre 2017, dalla valanga di sì dei veneti all'autonomia della regione. Il punto con il governatore Luca Zaia. Dalle opposizioni arriva l'attacco, il PD, dalla Lega solo 20 anni di retorica politica, mentre il Movimento 5 Stelle pedemontana è simbolo di inefficienza. Autonomia e leghisti trevigiani credono ancora che prima o poi l'obiettivo sarà centrato. Il vero ostacolo, dicono, è il Movimento 5 Stelle. Covid-19, crescono i contagi in Veneto, altri 44 positivi, 3 cluster nella Marca, quello in casa di riposo a Farra, quello delle badanti e poi una coppia rientrata dalle ferie dalla Croazia. La ripresa delle scuole rischia una nuova chiusura per le elezioni del 20 settembre. I sindaci trevigiani convocati dal prefetto per individuare sedi extrascolastiche. 51 alle Magne, anche oggi code interminabili di auto per i cantieri. Il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo Bortoluzzi rilancia la necessità di prolungare la A27 almeno fino a Tai di Cadore. Aperto ieri sera il Ponte Votivo, oggi la festa del Redentore entra nel vivo, domani sera la nostra diretta a partire dalle 19. Edizione trevigiana dei nostri notiziari, buonasera, ben ritrovati. Partiamo con l'autonomia. 1000 giorni sono passati da quel famoso referendum che di fatto ha sancito il plebiscito dei veneti a favore dell'autonomia. Nulla però è ancora accaduto. Abbiamo sentito il presidente Luca Zaia. Io so che abbiamo inaugurato un nuovo corso, so che da quando ci siamo noi in questo paese si parla di autonomia, è centrale nell'agenda di governo, e so anche per certezza che non si tornerà indietro, per cui l'autonomia nel bene o nel male arriverà, cioè a Roma devono metterselo in testa. Purtroppo sa qual è il problema, Alvarino? Che a Roma percepiscono l'autonomia come una sottrazione di potere, invece per noi l'autonomia è un'assunzione di responsabilità. Sono passati 1000 giorni dal 22 ottobre del 2017, data storica per il Veneto, quando oltre 2.328.000 cittadini, pari al 57,2% degli elettori, si sono recati alle urne per il referendum sull'autonomia, ed è stato un plebiscito con il 98,1% di sì. 1000 giorni di tavoli, negoziati e bozze, ma ancora nulla di concreto. Noi rispondiamo con i fatti. Sull'autonomia abbiamo lavorato tanto in questi 1000 giorni. Abbiamo avuto interlocutori diversi, abbiamo avuto il governo Gentiloni all'inizio, che non è che ci ha ascoltato tanto, poi abbiamo col quale abbiamo firmato una preintesa di 5 materie, poi lasciando le altre ad approfondire. Poi abbiamo avuto il governo Conte 1, penso che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, i risultati zero, se non quelli del ministro Stefani, che ha fatto un lavoro ciclopico per far partire tutti i tavoli con tutti i ministeri. Poi il governo Conte 2, che a tutt'oggi non ha prodotto nulla. Questo onestamente è quello che abbiamo. Una situazione che comunque non abbatte il presidente della regione Zaia, ottimista sul fatto che prima o poi l'autonomia per il Veneto arriverà. Sono certo che la portiamo avanti. Questo governo vuole scrivere una pagina di storia, la facciamo con loro. Non la vuole scrivere, la faremo col prossimo governo. Cosa vuole che le dica? Io le posso dire che comunque l'autonomia ormai è un fatto procedurale, documentale, quindi non c'è più tanto da chiacchierare. Noi abbiamo presentato la bozza del contratto, il governo deve presentarci una bozza e mandarla in Parlamento. Se questo non accadrà, vuol dire che le forze che ci governano sono contro l'autonomia. Intervista integrale con il presidente Zaia andrà in onda questa sera su Antena 3 a partire dalle 22:15. E di autonomia abbiamo parlato anche con l'opposizione, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Autonomia non come retorica politica, ma come dato giuridico. Questo è l'obiettivo che dobbiamo porci per Alessandro Bisato, capogruppo del Partito Democratico in Regione, con un modello che ricalca, ad esempio, la gestione della sanità in Veneto. In ambito sanitario c'è già di fatto una sussidiarietà orizzontale e verticale, cioè la gestione delle risorse è fatta a livello locale, ma con un coordinamento nazionale. Il tema sanitario è già regionalizzato, continua Bisato, e l'emergenza Covid ha messo in luce il significato di dare una vera autonomia di prossimità ai territori, ma con un coordinamento comunque nazionale. Rimane un vero coordinamento nazionale che, guarda caso, in periodo Covid stabilisce alcune regole che valgono per tutti, perché altrimenti dovete spiegarmi come sia possibile che tutti enuncino il fatto di essere autonomi che ci abbia permesso di gestirla meglio in Veneto, ma la stessa cosa si potrebbe dire dell'autonomia lombarda.
Lì è andata bene, è andata male, è colpa dello Stato o colpa della Regione? Diversamente per Bisato si scivola verso l'autarchia. Il referendum per l'autonomia ha avuto anche il voto di molti grillini, come quello della consigliera Elena La Rocca, per la quale non esiste in assoluto un'efficienza veneta tale da far meritare al Paese un'autonomia in toto. Un esempio nella spesa degli 11 miliardi per la superstrada pedemontana veneta, duramente criticata dalla consigliera. Questa è una richiesta che è arrivata dal territorio, che è assolutamente in linea con la nostra linea politica e la stiamo portando avanti. Però secondo me deve arrivare un'informazione anche puntuale a chi ascolta, e sul tema per esempio della tutela e dei beni paesaggistico e culturali dobbiamo dire che questa tutela è stata fatta in Veneto di più dallo Stato che dalla Regione. 11 miliardi di extra costi, doveva costarne 2,5. 11 miliardi equivalgono a 2 Mose. 2 Mose, questa cosa non viene detta a sufficienza, parliamone, è questa l'efficienza veneta. L'efficienza veneta è l'efficienza dei veneti intesi come cittadini e delle sue piccole e medie imprese, ma l'amministrazione della Regione Veneta fa acqua da tutte le parti. I leghisti trevigiani però ci credono ancora, addirittura per loro il vero ostacolo è proprio il Movimento 5 Stelle. Sentiamo. 1000 giorni dal referendum sull'autonomia, ma il popolo leghista ci crede ancora. Lo ribadiscono 3 bandiere del movimento, secondo cui l'emergenza Covid-19 sta dimostrando come il Veneto sia pienamente in grado di gestire autonomamente nuove competenze. Si continua a crederci, si continua a lavorare, si continua a dimostrare che il Veneto è pronto ad essere una regione autonoma. Lo abbiamo dimostrato anche in occasione di quest'ultima emergenza sanitaria, dove con la guida di Luca Zaia abbiamo di fatto sempre anticipato le scelte del governo, siamo entrati per primi nell'emergenza sanitaria e ne siamo usciti anche per primi. Ma dalla celebrazione del referendum sono trascorsi dunque ormai 3 anni e la volontà popolare non è stata concretizzata ancora in un accordo tra Stato e Regione. L'europarlamentare Gian Antonio D'Arè punta il dito contro gli ex alleati di governo. Se l'autonomia non arriva è colpa dei 5 Stelle, è colpa dei 5 Stelle, ma soprattutto proprio perché questi governano ormai da qualche anno e l'autonomia non l'hanno portata. Vogliamo ricordare anche che il ministro del Sud è dei 5 Stelle, quindi in contrapposizione che quella che è la battaglia dei Veneti, la battaglia di Luca Zaia. Diciamo che è anche la nostra ragione sociale per la quale esistiamo. È ovvio che questa è la battaglia di tutte le battaglie. Gestiamo l'amministrazione, abbiamo dimostrato anche a livello nazionale che sappiamo fare le cose molto bene, oserei dire, e questo è senz'altro la soddisfazione per la quale noi crediamo di arrivare senz'altro anche al nostro obiettivo, l'autonomia del Veneto. Parliamo di coronavirus, è arrivato il bollettino, il report della regione sui contagi che parla di 17 nuovi casi oggi, ben 19 rispetto al bollettino delle 8 di questa mattina. Sono i nuovi positivi, 10 in provincia di Padova, 3 a Verona, Rovigo, 2 a Belluno e 1 a Treviso. 0 contagi nella giornata di oggi a Venezia e Vicenza. Nelle ultime 24 ore dunque in Veneto si registrano 44 casi in più, con un consistente aumento anche degli isolamenti domiciliari che sono ben 105. Il report serale registra anche un decesso all'ospedale universitario di Padova. La conta delle vittime del Covid in Veneto dal 21 febbraio sale così a 2050. E parliamo di Covid e nuovi contagi con il cluster del Bombonzolla che continua a essere al centro dell'attenzione, registra 2 nuovi casi di positività e poi 3 cluster monitorati in provincia, dei quali parla anche il presidente Luca Zaia. Continuano ad aumentare i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Treviso. Nella seconda tornata di tamponi di controllo effettuati al Bombozzolla, su 240 test sono emerse 2 nuove positività, un ospite e un'operatrice del centro, entrambi asintomatici e in isolamento. Il cluster del Bombozzolla arriva così a 12 positività, ma non rappresenta motivo di preoccupazione perché circoscritto. All'oggi sono arrivati a 12 col secondo giro di tamponi, siamo arrivati a 12 persone che sono, come dire, contagiate, però del medesimo nucleo, quindi sì, contagio sì, ma comunque, come dire, circoscritto. E tra una decina di giorni sarà effettuato un nuovo giro di tamponi. Un secondo cluster monitorato è quello emerso nell'ultima settimana, rilevato su una coppia di anziani sintomatici e ricoverati. L'indagine epidemiologica ha evidenziato altre 7 positività a loro collegate, 2 badanti, il figlio di una di loro e 4 familiari della coppia di anziani. E il terzo
cluster che speriamo sia limitato è quello della persona che è andato con la moglie in ferie in Croazia e quindi di conseguenza sono tornati e lui è risultato positivo. Infine l'indagine epidemiologica del SISP su un operatore della casa di riposo del Bellunese, risultato positivo che ha permesso di appurare che nel Vittoriese ha fatto solo una breve sosta in un bar e non sarebbero quindi necessari tamponi di controllo in ambito ULS 7. Elevato il numero dei contagiati post-lockdown al punto che il Veneto schizza al più alto indice RT. Tema su cui torna il presidente della regione Zaia spiegando che il territorio è sotto controllo e le classifiche non fotografano la dimensione reale dei fatti. Partendo da oggi, se fra una settimana la regione Veneto passa da 2 contagiati a 4, cioè li raddoppia, e un'altra regione passa da 100 contagiati a 180, cioè ne ha 80 in più, l'RT del Veneto schizza perché ha raddoppiato da 2 a 4. Chi passa da 100 contagiati a 180 non ha lo schizzo dell'RT. Per cui, peraltro, l'R con T, cioè quello che poi fa le classifiche, ha un altro limite, che se tu non puoi confrontare i miei dati con quelli di regioni che non fanno tamponi o ne fanno pochissimi. E allora capisce che questa è una classifica che lascia il tempo che trova. Non bisogna abbassare la guardia, il monito del presidente che punta il dito sui contagi di ritorno. La strage di Musile di Piave, chiesti dal PM e ottenuti alla fine 8 anni con il rito abbreviato per il pirata della strada, la delusione, l'amarezza della mamma di uno dei ragazzi che sono morti nell'incidente. Sono molto delusa da questa sentenza. Mi dispiace perché pensavo che la vita di una persona valesse un po' di più, specialmente visto che ci sono anche dei giovani che non avrebbero e che non hanno voluto morire. C'è delusione, ma anche rabbia nelle parole di Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi che ha perso la vita la notte del 14 luglio 2019 in quel tragico incidente a Musile di Piave, lungo via Pesarona. C'è delusione per la sentenza pronunciata dal giudice nell'aula bunker di Mestre nei confronti di Marius Allin Marinica, condannato a 8 anni di reclusione per l'omicidio stradale, in cui oltre a Riccardo persero la vita Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo. Solo Giorgia Diral si salvò. Difficile per una mamma che sente questa sentenza non porsi domande. Fosse stato il figlio di una persona un po' più alta di potere, o le leggi sarebbe stata uguale? O avrebbe avuto un'altra sentenza? Vi chiedo una cosa sola. Diciamo e pretendiamo che le leggi vengano rispettate, ma se chi fa le leggi o chi le mette in pratica non le mette quelle giuste, perché noi dobbiamo rispettarle? Ed è un brutto messaggio quello che stiamo mandando. Allora io a casa mia, se mi difendo da sola, se mi entra qualcuno, mi faccio 30 anni di galera, perché la legge prevede. Se a persone faccio 8 anni, se sono 8 anni poi, io dico, per carità il PM avrà fatto il suo lavoro, ma come mamma penso che non l'abbia fatto bene. E chi è al governo, chi fa le leggi, chi è in Parlamento, chi dove cavolo è, mi scusi del termine, lo devono fare giuste queste leggi. Io non condanno una persona, io non do un numero, perché la morte di un figlio non è quantificabile. La signora Romina non ha intenzione di mollare. Un avvocato della difesa mi risponde che lui non ha lacrime per piangere, ma gliene impresto un po' delle mie se vuole. La mia battaglia è solo l'inizio. Io ho creato un'associazione, ma quella di oggi è solo una carica per andare avanti, per fare in modo che le leggi incomincino a avere il loro significato, cioè la dimostrazione, ci devono essere i fatti. Apriamo la pagina della cronaca, c'è stato un ingente furto di materiali edili in un magazzino a San Biagio di Callalta la scorsa notte, sentiamo.
Potrebbe trattarsi di un furto su commissione, quello messo a segno dalla banda che la notte scorsa si è introdotta all'interno del magazzino dell'azienda edile Casa Costruzioni di San Biagio di Callalta. In pochi minuti è stato rubato un ingente quantitativo di materiale edile, tra attrezzatura, trapani, generatori di corrente, martelli demolitori e addirittura mascherine da cantiere. I malviventi potrebbero essersi introdotti dal retro, rompendo la rete e spaccando il grosso lucchetto che tiene chiuso il portone. Oltre all'attrezzatura rubata nel magazzino, ingenti danni sono stati fatti anche all'interno degli uffici, dove, come racconta una delle titolari, il toner è stato addirittura sparso tra i mobili. Nel magazzino non era stato installato alcun impianto antifurto. Indagano i carabinieri. Sindaci trevigiani convocati dal prefetto per trovare delle sedi alternative per potervi installare i seggi per le elezioni, altrimenti si rischierebbe un nuovo stop dopo la ripresa delle scuole. Attività scolastica minacciata, e non parliamo stavolta di virus ma di elezioni. Ad indire per giovedì un incontro con i sindaci di Treviso è stato il prefetto Laganà, chiedendo di individuare sedi extrascolastiche per la tornata elettorale del 20-21 settembre, che cade ad una settimana dall'inizio della scuola dopo lockdown e vacanze estive. E già c'è fermento tra i primi cittadini della provincia, che condividono nel principio la volontà di non interrompere nuovamente il percorso didattico, ma la fattibilità resta un interrogativo. È importante chiaramente che le scuole proseguano, perché abbiamo fatto tanto come sindaci in tutto questo periodo anche per far partire i centri estivi e che i ragazzi ritornino nelle proprie scuole, quindi è fondamentale che noi aiutiamo le famiglie proprio per evitare questo tipo di blocco. Tra loro c'è chi si è mosso anticipando l'impulso dettato dalla circolare ministeriale e ha già individuato spazi alternativi in palestre annesse alla scuola o centri per anziani, ma chiede che, visti i tempi stretti, siano elastiche le prescrizioni previste sui criteri di idoneità. Cercare di essere flessibili sull'interpretazione delle norme per gli aspetti che concernono la sicurezza del voto e l'esercizio della democrazia, perché non si discute che questo vadano preservate. Però ecco, per esempio, ci sono gli spazi antistanti che permettano l'ingresso, possiamo trovare delle soluzioni, dico io, anche diciamo creative, nel senso di mettere dei gazebo, di mettere a disposizione degli spazi che permettono agli elettori di sostare. Problemi da affrontare qualora si individuassero le sedi e l'elenco dei seggi fosse stilato entro il termine del 5 agosto, nel rispetto dei 45 giorni prima del voto. Sarebbero comunque molteplici, dagli spazi sigillabili alle aree parcheggi, agli accessi disabili, alla ristampa delle schede elettorali e la mole di costi e di lavoro richiesto alle amministrazioni, soprattutto nel mese in cui generalmente il personale va in ferie. Il sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, dice senza mezzi termini che questa è una sfida improponibile e uno scaricabarile di responsabilità che il governo a pioggia fa ricadere sui sindaci. Da Castelfranco, intanto, il sindaco Marcon ha convocato per lunedì la commissione elettorale per valutare alternative. La considera una soluzione percorribile, anche se non ora a causa tempi stretti, comunque da riprendere in mano dopo questa tornata elettorale. Saranno celebrati martedì alle 10:30 al Duomo di Mogliano Veneto i funerali del dottor Pierantonio Novello, mancato a soli 65 anni, primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Oderzo. Da un paio di settimane era ricoverato in un'unità operativa di medicina del nosocomio Opitergino. A causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, da 2 anni combatteva contro un brutto male. Amato e stimato dai pazienti, era molto apprezzato anche dai colleghi per la sua dedizione, disponibilità e umanità alla famiglia. In questo momento di grande dolore vanno le nostre più sentite condoglianze, così lo ha ricordato il direttore generale dell'UNS, Francesco Benazzi. La politica, con la presentazione ufficiale della lista del Partito Democratico Trevigiano, ci si prepara ad una campagna elettorale difficile. Sanità, difesa del suolo, una nuova visione di Veneto. Il Partito Democratico Trevigiano affronta la sfida delle regionali ben sapendo che si concentrerà su questi temi, il confronto con Luca Zaia e la Lega. I 9 candidati in lista, presentati ufficialmente nella sede di Via Castagnole, lo ribadiscono. Sanità che ha retto l'urto dell'emergenza Covid perché salvata in questi anni dallo smantellamento. Questo patrimonio deve essere valorizzato, ampliato e soprattutto bisogna che tutti i professionisti sanitari del Veneto possano tornare a lavorare felici di fare questo lavoro, perché noi abbiamo una fuga
di professionisti dal pubblico che è preoccupante. A rappresentare il capoluogo Treviso è la giovanissima Rachele Scarpa. Penso che la nostra generazione abbia tanto da dare. Gli studenti vivono in Veneto sulla loro pelle tutte le problematiche di accesso al diritto allo studio e di opportunità lavorative che mancano. Io penso che sia un'esigenza che va rappresentata. Si rimette in gioco anche l'ex sindaco di Godega, Donatella Sant'Ambrogio. Io nasco come consigliere comunale nel 1997 come capogruppo di maggioranza e avevo Luca Zaia consigliere di opposizione, quindi diciamo che ho visto tutto il suo percorso politico. Io mi metto in gioco per portare la mia esperienza, ovviamente lunghissima come amministratore, un sano pragmatismo nell'affrontare i problemi e il fatto che non si può in qualche modo affascinare, diciamo, l'elettore soltanto con la retorica, con la dialettica, ma poi bisogna avere anche i fatti che dimostrino di essere dei bravi amministratori. Serietà e con una visione nuova che ponga al centro concretamente la persona, la sua sicurezza e la sua dignità. Questa è la proposta del Partito Democratico di Arturo De Lorenzoni. Oggi è il calcio d'inizio della nostra campagna elettorale, una partita che sappiamo essere complicata. Noi siamo attrezzati per fare una campagna ovviamente utilizzando i nuovi strumenti. Questi mesi li abbiamo impiegati come partito per sperimentare nuove forme di partecipazione alla vita democratica. Una buona risposta dei nostri iscritti, alla nostra base c'è. La pagina del Bellunese. Partiamo con una buona notizia, sono tutti negativi gli esiti dei primi 30 tamponi refertati nell'ambito dell'indagine epidemiologica scattata per il caso di positività riscontrato in un operatore della casa di riposo di Longarone. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'azienda ULSS Dolomiti hanno riscontrato frattanto 3 nuove positività. Era stata graziata durante il lockdown ed è stata fra le case di riposo bellunesi Covid-free, ma da ieri le cose sono cambiate per la Barzan di Longarone. Un operatore sanitario in servizio nella struttura è risultato positivo al coronavirus e subito il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 ha fatto scattare accertamenti in massa. Sottoposti ai controlli da venerdì gli ospiti della casa di riposo, tutto il personale oltre ai contatti stretti dell'operatore. I primi 30 tamponi refertati hanno dato fortunatamente esito negativo. Speriamo anche per gli altri, dice il sindaco di Longarone Roberto Padrin, che ieri è stato prontamente informato della situazione dall'azienda ULSS. L'allerta alla Barzan è scattata a inizio turno quando, come d'obbligo, il personale è stato sottoposto alla misurazione della febbre. Il termoscanner ha evidenziato febbre superiore ai 37,5 gradi nel lavoratore immediatamente segnalato all'ULSS per l'indagine epidemiologica. L'operatore, che presenta una sintomatologia Covid moderata ed è isolato a domicilio, avrebbe riferito di avere partecipato a una cena in provincia di Treviso. Per precauzione la direzione della casa di riposo ha sospeso l'accesso alla struttura fino alla definizione delle indagini di screening che si concludono oggi. Nelle ultime 24 ore i laboratori Covid dell'ULSS hanno evidenziato 3 nuove positività. Si tratta di un familiare convivente della persona ricoverata a Padova, che da alcuni mesi è domiciliata nella seconda casa in provincia di Belluno. La persona presenta moderata sintomatologia che per il momento non richiede il trattamento ospedaliero. Il secondo caso riguarda una donna serba sintomatica, familiare di un lavoratore bellunese, rientrata dal suo paese nei giorni scorsi e sottoposta a tampone per autosegnalazione. Il terzo caso è invece quello di un'infermiera in servizio all'ospedale di Agordo, positiva ma asintomatica. Ad oggi all'ospedale San Martino di Belluno i ricoverati in area Covid non critica sono 3. Pochissimi secondi di pubblicità. Eccoci, ripartiamo con la tragedia sfiorata sulla Gordina nel primo pomeriggio di oggi tra Alleghe e Caprile. Lungo il rettilineo all'altezza delle segherie un masso si è staccato da un'altezza di 300 metri dalla parete rocciosa che sovrasta la strada. Durante la sua corsa verso terra il masso si è spezzato in 2 parti e quella fortunatamente più piccola è piombata su una Porsche Cayenne in transito, sfondando il lato passeggero del SUV. Miracolosamente non ci sono stati feriti. L'allarme ha fatto arrivare in zona il personale di Veneto Strade, che ha delimitato la strada con del New Jersey, mentre i vigili del fuoco hanno svolto un sopralluogo per verificare che non vi fosse altro pericolo imminente. Con molta probabilità sarà necessario l'intervento dei rocciatori, che dovranno verificare se vi sia o meno la necessità di intervenire con un lavoro di disgaggio. In quella zona non si erano mai verificati tali episodi, frequenti al contrario in altre aree montane della provincia di Belluno, soprattutto dopo la tempesta Vaia.
E pare non aver sortito alcun effetto il piano del traffico per mitigare i disagi del weekend sulle strade bellunesi. Oggi di nuovo scene infernali sia sulla Gordina che sulla 51 di Alemagna, code interminabili di auto rallentate dai cantieri sia dall'uscita della A27 con ripercussioni sulla mobilità dei residenti che per spostarsi da Belluno a Longarone hanno impiegato addirittura un'ora e mezza. Una situazione insostenibile sotto ogni punto di vista. Il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo Massimo Bortoluzzi oggi rilancia la necessità di prolungare la A27 almeno fino a Tei di Cadore. Oggi non ci sono più le tecnologie di 30 anni fa. Un'autostrada sostenibile è possibile, ha detto Bortoluzzi, che ha aggiunto i chilometri di coda di ogni fine settimana non sono certo meno impattanti. E c'era timore che le regole imposte dal Covid facessero saltare l'appuntamento sportivo più atteso dai tifosi. Invece oggi pomeriggio è arrivata la conferma del ritiro precampionato della Lazio che si terrà ad Auronzo di Cadore dal 23 di agosto. La presenza della squadra di Inzaghi è la conferma di un connubio solido che da 13 anni ormai lega la società biancoceleste alla splendida località auronzana. Il programma del ritiro sarà reso noto al termine dell'attuale stagione. E la FIAB di Belluno scende in campo con una petizione popolare per chiedere la bicipolitana, una rete ciclabile che unisca tutti i comuni e i quartieri della città. Al gazebo in Piazza dei Martiri stamattina sono state superate le 600 sottoscrizioni. Riprende il piano delle ciclabili del Comune di Belluno del 2013, il biciplan che la FIAB ha predisposto per la realizzazione di una bicipolitana in città, richiesta con una petizione popolare che ha già raccolto oltre 600 firme. La bicipolitana non è altro che una rete ciclabile metropolitana, cioè cittadina, che collega i quartieri di Belluno con il centro, con l'ospedale, con la stazione, con i poli scolastici e con i parchi cittadini, in modo tale che i cittadini e le cittadine di Belluno possano utilizzare la bicicletta in sicurezza per spostarsi nell'ambito cittadino. Il progetto, pubblicato nel sito della FIAB di Belluno, prevede interventi poco costosi che richiedono solo la segnaletica orizzontale per definire le corsie ciclabili e misure di moderazione del traffico. Il Covid in questo caso ci ha dato una mano perché nel decreto rilancio, che è stato trasformato in legge 2 giorni fa, c'è un articolo specifico che prevede la possibilità di segnare in carreggiata, quindi senza cercare ulteriore spazio. Una corsia ciclabile su strade a basso traffico con un unico requisito richiesto, il pittogramma con la bicicletta disegnato sulla corsia che deve essere larga circa 1 metro. Il Comune di Belluno si sta già muovendo in questo senso, assicura l'assessore all'ambiente Alberto Simiele, attraverso piccole modifiche su alcune strade, mentre è già in cantiere il tratto tra Marisica e Via Feltre. Questo disegno organico è veramente utile e penso che sarà recepito senz'altro dal Consiglio e da questa amministrazione. Una bicipolitana per migliorare la vivibilità dei quartieri interessati e dell'intera città e soprattutto per aumentare la sicurezza di chi usa la bici per spostarsi. Essere investiti a 30 km all'ora intanto è più difficile perché l'automobilista andando piano ha il tempo di frenare, di rallentare eccetera, e poi comporta un rischio di mortalità di solo il 10%, mentre essere investiti a 50 km all'ora comporta un rischio del 60%. Ricordiamo che domani a partire dalle 19 con le celebrazioni del Redentore Antena 3 manderà in onda in diretta il grande pontificale della Patriarca Moraglia e poi a seguire il telegiornale di Treviso che dunque slitterà alle 20:30. Ora vi lascio alle previsioni del tempo e poi ancora una mezz'oretta insieme di edizione straordinaria. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rimonta, sarà una bella giornata di sole. Il dettaglio di domenica 19 luglio. Sul Veneto tempo asciutto e stabile, sarà soleggiato su tutti i settori della nostra regione. La grafica ci mostra che il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso. Tuttavia nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sui rilievi. Temperature in lieve aumento, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra 26 e 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo più o meno la stessa situazione, ampio soleggiamento, qualche annuvolamento in corrispondenza dei monti con qualche temporale associato. Temperature minime fino a 19 gradi, massime sui 25-28 gradi.
Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Locali precipitazioni sui settori di confine, bel tempo altrove invece con tanto sole. Temperature minime sui 15 gradi, massime fino a 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.